Massimo, a Francesca Valerio commentatore, e poi a Massimo Lucca, e poi dopo vi potete sbizzarrire con gli interventi, le domande, quello che volete fare. Io vi darò il microfono, vi darò la parola. Valeria, prego, io do il tuo a lei, insomma, perché ci conosciamo. Mi perdonerete. Buonasera, io mi sento un pochettino fuori ambiente, io sono un medico e quindi questa parte paesaggistica dei pantani, infatti mi scuserete se ho preso qualche appunto perché non vorrei fare delle gaffe. Bellissime i video, bellissime le narrazioni, ma io vorrei appuntare, cioè faccio quello che succede ogni volta quando finisce un corso, quando finisce una conferenza. Cosa ci portiamo a casa? Ecco, vorrei sottolineare il messaggio di conclusione di questa bellissima serata dicendo che i pantani, gli ambientalisti li hanno definiti degli scrigni di biodiversità e sono bellissimi. Abbiamo visto che c'è un ambiente paesaggistico, possiamo sfruttarli culturalmente, sono il nostro passato, saranno probabilmente il nostro futuro, ma un'attenzione la volevo porre da medico, oltre a tutti questi interessi, all'interesse che possono determinare sulla nostra salute, che forse non abbiamo qui considerato perché questo è un po' il mio campo. Avere un ambiente che sia ben mantenuto, che sia salubre. Oggi tutti quanti noi parliamo del diritto alla salute, che è un diritto inalienabile per l'umanità, ma vi ricordo che il diritto alla salute passa dal rispetto della natura e del diritto che tutti noi cittadini abbiamo di avere un ambiente sano in cui vivere. Oggi la medicina finalmente ha fatto un passo in avanti e noi non siamo più, la gran parte di noi, io per prima, non mi sento più darwiniana, e sono convinta che l'epigenetica ha posto le basi per il nostro futuro in medicina. L'ambiente crea l'uomo e la salute dell'uomo passa da quello che mangiamo, da come viviamo, da come ci relazioniamo. Quindi vivere in un ambiente così bello, a contatto con la natura, con quella biodiversità che è fondamentale per la salute umana, perché la biodiversità è costituita da migliaia di specie che sono piante, animali, microrganismi con i loro geni, tutti a costituire tanti ecosistemi che si relazionano tra di loro e che sono tutti importanti per l'uomo. Allora, il rischio, e usciamo adesso da una pandemia che ci ha veramente disturbati, è quello del rispetto della natura. Questo rispetto della natura che non può. L'uomo non è più il centro dell'universo, noi siamo una parte piccola, integrante e che dobbiamo imparare ad essere rispettosi di questa natura di cui noi facciamo parte. Questo è il messaggio che probabilmente ci vogliamo portare tutti. Cosa sta facendo l'Europa per la biodiversità? Perché senza biodiversità, senza rispetto di questo non c'è salute, ma non c'è sopravvivenza della specie. Allora cosa fa? L'Europa ha stabilito che i piani attuativi per il 2030 sono quelli di fare il cambio di inversione, di riportare a quelli che erano gli ambienti, riservare queste zone, perché queste zone umide sono importanti sia per il mantenimento del clima, sia per il mantenimento della quante che c'era prima, ma anche di questa nostra salute. Allora anche l'inserire il verde nelle città, alla difesa degli impollinatori, cambiare le leggi perché si possa fare il cambio, il rispetto delle foreste, il rispetto del suolo, tutto questo è importante. Certo, siamo ancora molto lontani, la fase post-pandemica ci sta mettendo in evidenza che dobbiamo agire, ma non possiamo aspettare, ed è questo questo è il messaggio che mi piacerebbe dare, non possiamo aspettare che siano solo le leggi europee. Ci sono le leggi nazionali, perché le leggi europee restano tali se non vengono poi recepite e attuate. Ci vogliono leggi chiare, leggi rigorose, leggi che si rispettano, che non vanno in contrasto con di loro, ma soprattutto ci vuole l'interesse locale. Mi sono resa conto che in tutto questo, dove eravamo noi cittadini quando il consorzio faceva quello, eravamo disinteressati perché pensavamo che quello non era un nostro problema. Ecco, mi piacerebbe dire che il messaggio che si possa dire stasera è che da oggi in poi ognuno di noi debba dire che questo è un nostro problema e che ognuno di noi si impegni perché queste cose non succedano e se possiamo ritorniamo indietro. Grazie.
Peraltro, Valeria, se mi permetti, poco fa io avevo introdotto questo tema perché lo dice anche Dacia Marini nella prefazione. Infatti noi abbiamo portato Dacia Marini perché bravo, la perché natura sostanzialmente parla di epigenetica. Esatto. La cancellazione di molti ambienti naturali ha rappresentato una perdita gravissima di per sé, ma ha determinato anche conseguenze negative per gli esseri umani, producendo malattie tipiche del nostro tempo, come l'ansia, il panico, la depressione, la paura del futuro, l'odio di sé e l'incapacità di meritare e di amare l'altro da sé. Quindi... questa Dacia Marini è così grande com'è, ha messo in evidenza quello che oggi l'epigenetica ci ha dimostrato. Un tempo, fino agli anni 50, noi pensavamo che tutto era determinato dai nostri geni. Oggi per fortuna abbiamo capito che la nostra vita e la nostra salute dipende dall'ambiente, è l'ambiente che determina malattia o salute, è il modo di vivere, di relazionarci, lo stare insieme con gli altri, sono gli interessi, sono il modo di vedere la vita che fanno di noi persone sane o malate.